Bene, oggi è la giornata della purificazione, la giornata della Candelora. In pratica stamani la Madonna ha fatto il percorso dalla chiesa fino a un'altra chiesetta fuori dal paese di Santa Maria dell'Obrignolito, appartenente a un'antica grangia documentata del 1100. In poche parole cosa rappresentava? La purificazione quindi della Madonna, però a sua volta anche era la purificazione della campagna, perché sono passati 40 giorni esattamente dal Natale e quindi era il periodo in cui venivano benedette le campagne, la terra e veniva data la benedizione alle candele. Queste candele benedette oggi poi vengono distribuite in tutte le case assieme ai tradizionali panotti di San Biagio. Anticamente era, usanza conservare queste candele per poterle accendere durante le notti di bufera, in quanto quando c'era troppo cattivo tempo, vento, qualsiasi altro tipo di tempesta, queste candele appunto servivano ad allontanare sia il cattivo tempo in senso letterale e sia il cattivo tempo in senso metaforico, quindi allontanavano anche la negatività, all'interno della casa. Questa sera invece si completa il rito della purificazione. In poche parole, nelle strade viene portato il fuoco che si è iniziato a portare la sera del 17 gennaio per Sant'Antonio Abate, si è continuato a portare il 27 di gennaio, la serata appunto dell'ottava di San Biagio, si porterà anche questa sera. Quindi la rama è una fronte d'alloro, appunto tutto legato al culto di San Biagio, viene portata nelle strade accompagnata da queste torce accese. La cosa fondamentale è che appunto queste torce vengono portate dai bambini quasi come fosse un segno di purezza a purificare proprio le vie del paese, e alla fine viene fatto un gigantesco falò nella piazza centrale del nostro piccolo borgo. Queste appunto vengono raccolte durante l'anno. Purtroppo bisogna fare però aprire una spiacevole parentesi, perché sono delle piante selvatiche che crescono in maniera naturale in tutto il territorio, ma quest'anno abbiamo avuto dei problemi in quanto purtroppo il territorio è stato devastato da un terribile incendio. Quindi li abbiamo cercati un pochettino nei territori limitrofi. Durante le serate d'inverno queste vengono ammazzonate, come si suol dire, e poi questa sera, quindi già dal 17 al 27 e soprattutto questa sera, vengono portati quasi in tono benedicente. È la processione del fuoco, è quell'antica usanza quasi di una festa di natura solare, e appunto di proprio portare questo segno vitale. Ora il fuoco è uno dei 4 elementi antichi assieme a aria, acqua e terra, quindi era uno dei 4 elementi costituenti la natura, e appunto venivano portati in questa processione. Quindi questa sera vengono portati, viene fatta questa processione, tutto si concluderà con un momento di festa qua sempre all'interno della casa di San Biagio. E questi locali effettivamente appartengono proprio a San Biagio, sono stati donati all'inizio del Novecento da un fabbro il quale non aveva figli
e decise di donare tutti i suoi beni, anche la campagna, a San Biagio, a patto e condizione che nessuno li potesse vendere. E tant'è che ancora oggi noi ne possiamo usufruire apertamente in occasione delle feste. Vedere i giovanissimi portare questi rami, che emozione suscita! È bella anche perché c'è non solo l'emozione, c'è anche adrenalina, perché il fuoco è inutile, è un elemento pericoloso. Il fuoco è un ottimo servo ma un cattivo padrone, dicevano gli antichi. Quindi è chiaro che come dire, bisogna fare attenzione, il fumo che va negli occhi, quasi la concitazione del momento, i bimbi che possono magari scottarsi, fare qualche danno, però fino ad oggi fortunatamente non è successo niente di male. Ovviamente ci sono tutte le giuste precauzioni. Intanto le grida che stiamo sentendo sono le grida dei portatori che si stanno cominciando a caricare per domani. Anche questo fa parte della tradizione, perché la sera del giorno 2 è dedicata appunto, dopo che San Biagio ha fatto la traslazione dal suo altare fino all'altare maggiore, è dedicato, come dire, al momento di festa. È proprio quasi si grida, ecco, sembra quasi fatta apposta, si grida a San Biagio perché la parte più cattiva dell'inverno ma alle spalle, le giornate cominciano ad allungarsi e si quasi pregusta quello che è un profumo di primavera. Il 3 febbraio per ogni militellese rappresenta il cuore di tutto l'anno. È un evento religioso importantissimo e sentito, fortemente sentito per ogni cittadino di Militello Rosmarino. La festa di San Biagio è uno dei pochi eventi, una delle poche feste religiose che accomuna attorno a sé tutto il popolo. E in questo giorno tutti apparteniamo alla stessa famiglia e tutti gridiamo ad una sola voce viva San Biagio, ed è il grido più bello che ogni cittadino di Militello Rosmarino innalza il 3 febbraio per le vie processionali e per tutto l'itinerario appunto della processione. In onore di San Biagio, che iniziano il 17 gennaio con le lodi a San Biagio e con la prima sciara, culminano questa sera con la vigilia della solennità in onore di San Biagio. Tra poco ci sarà la processione della sciara che rama i cannizzoli, che non è altro che dei mazzetti di questi cannizzoli, appunto, che girano accesi per le vie del paese, portate dai bambini, dai ragazzi, e seguita dalla rama che è il simbolo della festa di San Biagio. È una rama di alloro con il quadretto del santo appeso, e seguono tutte le strade del paese, dove in piazza poi verrà acceso un grande falò e successivamente si svolgerà nella casa di San Biagio il cosiddetto sunetto, che non è altro che il comitato festa oggi dà ai cittadini che vanno alla casa di San Biagio del pane, della provola, della mortadella e delle acciughe con delle olive a tutti quanti. Andranno lì e lì ci sarà un momento poi di festa, di gioia, si ballerà, si suoneranno, ci saranno canti, suoni. È un momento bellissimo, soprattutto per chi è nato
nato a Militello e per chi è cresciuto con queste tradizioni nel cuore. I bambini sono strafelici, aspettano questo momento è con trepidazione, con gioia, corrono, vanno avanti, aprono questa processione e nello stesso tempo danno il via alla solennità di San Biagio, che si svolgerà domani 3 febbraio e culminerà con la processione di San Biagio e con le 2 corse. Cosa rappresenta San Biagio per voi? San Biagio per noi rappresenta tutto, rappresenta il punto di riferimento, rappresenta il santo a cui ogni cittadino di Militello affida i propri bisogni, le proprie angustie, i propri desideri, rappresenta per ognuno di noi il centro di tutto. Infatti voi vedrete domani nella processione quante persone, quanti giovani, quanti ragazzi che portano il santo, alcuni anche a piedi scalzi, e quante donne a piedi scalzi seguono la vara o stanno lì accanto per ex voto o per grazia ricevuta. Questa è già la vigilia della festa di San Biagio, la festa liturgica il 3 febbraio, che sarebbe domani. E oggi già da stamattina si è fatta la processione dell'Immacolata e oggi è la giornata della Candelora. Sono state benedette le candele che poi verranno distribuite a ogni famiglia dopo la festa di San Biagio con il panotto e l'incenso. E ora stasera ci sarà la Santa Messa tra un po' e poi la processione sarebbe la sciara dei Cannezzoli con il ramo di San Biagio, che si chiude in piazza con un gran falò e poi si chiuderà la serata alla casa di San Biagio con il sonetto. Di vita, il mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane è base del nutrimento quotidiano, è dono di Dio, frutto del lavoro, sorgente di energia, oggetto di condivisione fraterna. Il pane è l'emblema della tavola di famiglia. Nella preghiera il Cristo ci ha insegnato: il pane compendia tutto ciò che è necessario all'esistenza umana ed è il segno del pane, della vita, offerto e spezzato per tutti. In ogni luogo la vicenda del pane, dalla semena del frumento all'agape familiare, è circondata di amorosa attenzione e di rispetto sacro. Nella cultura contadina si suole incidere una croce sulle grandi forme di pasta lievitata prima di cuocerle nel forno, oppure in particolari circostanze si benedicono piccoli pani da distribuire tra i membri di una comunità. Sono parole care, ma ci siamo dimenticate, perché mentre i nostri contadini erano molto esperti in questo, diciamo, come anche perché il pane, e mi raccontava mio nonno buonanima, quando c'è la cena, perché molto spesso la cena, perché a pranzo erano a lavorare, dice prima di tutto deve mettersi a tavola chi? Il pane, e poi lui faceva la croce e quindi questa croce poi diventava anche di condivisione. Nel nome di San Biagio allora benediciamo il pane e con tutto il resto, formaggio, mortadella, olive. Sia benedetto Dio nostro Padre, il creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà, l'elemento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di San Biagio e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo, la tua parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. La benedizione del Dio Potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Viva San Biagio!